Decine di comitati, associazioni e fondazioni hanno aderito alla manifestazione di domenica in canale della Giudecca contro le grandi navi da crociera. Un assaggio dell'evento si è avuto nel pomeriggio, quando ai magazzini del Sale gran parte di questi comitati si sono riuniti per un'assemblea sul tema più generale delle grandi opere a Venezia, ribadendo il loro no anche al Mose e all'alta velocità ferroviaria. Nel mirino dei manifestanti, i piani del porto e del suo presidente Pino Musolino per creare un itinerario alternativo al bacino San Marco e al canale della Giudecca dove far transitare le navi da crociera. Progetti, tuona Luciano Mazzolin del Comitato No Grandi Navi, che porterebbero negli anni alla totale distruzione di quanto è rimasto della laguna centrale, facendola diventare un braccio di mare con profondità di diversi metri. Imponente il dispositivo organizzato dalla Questura per garantire la sicurezza durante l'evento. Siamo pronti, siamo sereni, sarà sicuramente una manifestazione dai momenti folcloristici e probabilmente pittoreschi, ma non abbiamo nessuna sensazione spiacevole. Caustico il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. I famosi contestatori delle navi, se 10 anni che vive da sta roba qua, quest'anno ci portano anche in ottave e anche in ottap, tutti quanti qua. Perché? Perché è bello, una bella giornata, una bella scampagnata, facciamo casino a Venezia. Ma vi sembra normale accettare una roba del genere? E chi è che li porta? I stessi che vive a Venezia che ci mangiano sopra, perché di questo stiamo parlando. Il primo cittadino neanche per i giornalisti, accusati di dar voce a sterili polemiche senza conoscere la situazione della città. Cioè la stampa nazionale, io dico proprio cialtrona, continua proprio a lavorare contro la città senza mai sentire le istituzioni, senza i rappresentanti di chi i cittadini hanno scelto. Per cui i cittadini si allontanino pure da sta roba perché non c'entriamo niente con loro. Sono loro che hanno organizzato sta roba qua.